La candidatura di Zaia nessuno l'ha mai messa in discussione. Parte da qui la svolta dell'attuale segretario della Liga Veneta sul candidato alle prossime regionali. Dopo i giorni su una sua discesa in campo in concorrenza con l'attuale governatore, oggi dunque Tosi torna a fare l'allenatore dalla parte di Zaia, che aveva più volte marchiato così l'atteggiamento tenuto fino ad oggi. L'abominevole perché non è mai accaduto che un allenatore di calcio giochi con la squadra avversaria. Una posizione in contrasto che Tosi spiega così. Ci si è scontrati, fra l'altro per una questione dove si è ingerita qualcuno dalla Lombardia, altrimenti il problema non ci sarebbe mai stato, sulla questione delle liste delle alleanze. Un attacco ai lombardi che Zaia non ha mai condiviso. Piantiamola questa sceneggiata dei lombardi che comandano. I lombardi sono gli stessi lombardi che nel 2010, dovendo scegliere tra la presidenza della Lombardia e quella del Veneto, hanno ceduto il passo ai veneti e quindi oggi io sono governatore grazie a questa decisione di libertà. Io ho governato 5 anni e non ho mai avuto ingerenze né dal direttivo veneto, tantomeno da quello lombardo. Situazioni che verranno appianate già lunedì durante il Consiglio federale di Via Bellerio a Milano, dove Tosi si presenta con una posizione chiara sulle prossime regionali in Veneto. Ma nessuno ha mai posto la candidatura del sottoscritto in alternativa a Luca Zaia. Il Consiglio nazionale ha deliberato che tipo di alleanze, che tipo di liste affiancare a Luca Zaia. Punto. Una posizione confermata dalla presenza di Tosi domani a Roma per la grande manifestazione della Lega Nord, dove sarebbero previste oltre 50.000 persone. Bene se viene Tosi, bene che venga lui, bene che vengano tutti i militanti, la Lega intera a Roma il 28 per protestare contro il governo Renzi, per chiedere a Renzi che se ne vada a casa.